In questa piazzetta a Fonte sarebbe dovuta tornare Miriam, falciata ed uccisa a pochi chilometri da casa. Qui viveva assieme al papà e alla sorella, alla quale era molto legata. Sono seduti in un tavolo del bar, stravolti, non riescono a parlare, dai loro volti solo le lacrime di un dramma che non ha e non avrà mai una spiegazione. L'ex fidanzato di Miriam consola il padre e la sorella, poi si alza, occhi lucidi di chi non ha mai dormito. Non vuole telecamere, ma parla della ragazza che ha trascorso con lui 5 anni, quando ne aveva solo 16. Solare, sorridente, caparbia ma dolcissima, ci dice. Il dolore è troppo forte. Solo una frase lanciata come una freccia verso il nuovo compagno di Miriam. Non avrebbe mai dovuto farla andare da sola. Poi cala un silenzio assordante di una tragedia immensa. In quel paese la famiglia è conosciuta. Conosco suo padre che è una brava persona e ieri quando l'ho visto qui seduto mi diceva che cosa faccio adesso, che cosa faccio. E ho detto guarda, abbi coraggio, ma cosa vuoi? Non è che si può dire aver coraggio a una persona, ma insomma mi è venuto da dire così. Due famiglie hanno distrutto, quella della ragazza e anche quello del ragazzo, perché se io sono una madre che ha un ragazzo che fa una cosa del genere, ma si rende conto? Allucinante questo discorso, eh. Sconvolta la comunità. Eh beh, sconvolge sì. E queste vittime nella strada devono finire. Bisogna fare qualcosa per questi ragazzi che si mettono ubriachi e corrono troppo, non stanno attenti alle persone che ci sono in strada. Miriam, bellissima, con i suoi 22 anni e tanti sogni nel cassetto, la mattina scendeva per andare al bar, faceva colazione e intanto pensava al suo futuro. Voleva iscriversi a criminologia, amava la musica, i libri di viaggi, aveva tanti progetti, ma il destino ha voluto decidere per lei. Questa mattina qui nel luogo della tragedia sono venuti gli amici, le amiche di Miriam, hanno portato i fiori e qualcuno ha scritto su un foglio, scritto a mano: Miriam, riposa in pace. Com'era Miriam? Aveva sempre il sorriso, sempre. Dolce, educata, gentile. Tutti i suoi sogni qua si sono infranti. Brutto in una notte così. Ha lasciato qui un fiore, poi si è allontanata guardando quella strada dove in un attimo tutto è finito. La mamma della 22enne vive poco lontano, le sue parole sono di perdono verso chi le ha strappato l'amore più importante, la figlia.